Legambiente raccoglie i dati delle centraline dell'ARPA, l'Agenzia regionale per l'ambiente, e tira le somme. L'aria in Veneto è malata. Un giorno su 3 si respira aria che non rispetta i limiti. 5 città italiane, Frosinone, Milano, Torino e le Venete, Padova e Treviso, hanno sforato per ben 18 volte a gennaio i limiti di PM10, le polveri sottili. Per il rapporto, chiamato Malaria, il Veneto è una delle regioni più esposte. Tra le 19 città che hanno superato il limite di legge del PM10 negli ultimi 10 anni, il Veneto guadagna la prima posizione. A livello regionale la situazione è questa, che tutti i capoluoghi veneti, a parte Belluno, negli ultimi 10 anni hanno superato sempre consecutivamente il limite di legge per il PM10 e anche spesso per l'ozono. Abbiamo calcolato che a Padova ci sono stati 1550 giorni fuori legge in 10 anni, praticamente quasi 4 anni. E l'inizio del 2020 non prospetta nulla di buono. Nelle prime 3 settimane Treviso ha superato per 19 giorni i limiti di PM10, Venezia e Padova per 18, segue Vicenza con 17, male anche Rovigo e Verona, e se pensiamo che il limite consentito all'anno è 35, significa che Treviso, Padova, Venezia e Vicenza sono già praticamente a metà dopo soli 20 giorni. Anno dopo anno c'è una gara negativa tra i comuni veneti per la maglia nera, sostanzialmente spesso è capitato a Padova, spesso a Treviso, alle volte a Rovigo. Un inquinamento che minaccia la salute dei cittadini e che trova nel trasporto stradale una delle principali fonti di emissioni di inquinanti, senza dimenticare le altre sorgenti come il riscaldamento domestico, l'industria e l'agricoltura. Servono interventi profondi. La situazione non migliora, nonostante gli sforzi. Bisogna diminuire il traffico strutturalmente tutto l'anno, perché non dimentichiamoci che in estate abbiamo anche l'ozono, che fa anche lui tanto male. Allora, per diminuire il traffico strutturalmente bisogna potenziare fortemente il mezzo pubblico, renderlo più frequente.